Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. In questo spazio realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. E per chi ci guarda per la prima volta, questo spazio di salotto nasce come spazio di dialogo, confronto, dove ogni ospite è libero di raccontare la propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a noi, insieme a me, come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Approfitto anche, come ogni domenica, di salutare tutti i brasiliani che ci guardano diretamente in streaming dal Brasile. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nessa noite maravilhosa de domingo. Un beijo e un abbraccio para todos vocês. Bene, partiamo col primo ospite con la presentazione. Abbiamo Nicola Manente, responsabile del turismo di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Buonasera, signor Nicola. Buonasera a te. Buonasera a tutti voi. Poi abbiamo con noi Cristian Serelli di SDR Soluzioni Assicurative, in cui si occupa di consulenza nel settore assicurativo per privati e aziende. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui con noi. Con noi poi Dennis Biondo, chef e medaglia d'argento ai campionati della cucina italiana. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. È venuto a ritrovarci Gianfranco Moro dell'associazione Club Sandwich a Jesolo, sempre un piacere di vederti. Insieme a lui ci ha portato appunto Edoardo Costantini, premiato nel 2025 per il miglior club sandwich a Cavallino Treporti. Buonasera a tutti, vi ringrazio a tutti gli ospiti di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito e partiamo subito con questa intervista, anche perché come sempre io sono curiosa di sapere tutto. Parto con la prima domanda a Nicola Manente. Lui si occupa di coordinare e promuovere le attività turistiche del territorio, che è appunto anche responsabile, come vi ho detto prima, del turismo di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Allora, signor Nicola, intanto partiamo un po' più dall'inizio, no? Come è iniziato appunto il suo percorso nel turismo? Allora, intanto signor, lascia la parte. No, già del tuo, allora, va bene, già mi piace. Che siamo un po' più sciolti. Perfetto. Per quanto riguarda la parte turistica, io ho la fortuna di essere nato in una città a vocazione turistica che è Jesolo. Sono mezzo trevigiano, mezzo isolano, quindi da sempre respiro e vivo di turismo. Con Confesercenti mi è stata data questa opportunità dal presidente Lorenzo Vallese e dal direttore Alvise Cagnello di seguire il turismo per tutta la città metropolitana, quindi non solo per la parte costiera ma soprattutto per l'entroterra, dove stiamo cercando di sviluppare una cosa che fino a un paio d'anni fa era abbastanza astratta, la chiamano cicloturismo, ovvero questa leva nuova di turisti che vengono a visitare il territorio, a scoprire le bellezze non solo a livello culturale e a livello storico, ma anche a livello enogastronomico di quello che offre il territorio della provincia di Venezia. Quindi è una cosa molto particolare, interessante, che è una scommessa che cerchiamo di vincere tutti insieme. Mi piace anche come iniziativa. E quanto conta secondo lei l'entroterra Veneto nel bilanciare i flussi turistici di Venezia, secondo lei? L'entroterra ha un peso molto importante. Diciamo che a livello turistico Venezia, ovviamente in quanto città storica, città d'arte, raccoglie a livello mondo circa il 40% di tutte le presenze turistiche della regione Veneto. È ovvio che gran parte di questo dato turistico lo raccolgono anche le città che vivono di turismo balneare. Siamo a circa un 25 milioni di presenze turistiche, ma dobbiamo fare una considerazione particolare che ovviamente in quanto balneari raggiungono questo numero importante da Chioggia fino a San Michele al Tagliamento, Bibione praticamente, in soli 4 mesi e mezzo, 5 mesi per quanto si sia dilungata la stagione. Cosa invece diversa rispetto ad altre regioni d'Italia dove città come Roma, piuttosto che Firenze, piuttosto che Milano e tutto l'Interland lavorano 365 giorni all'anno. Quindi se facciamo la proporzione di quello che è il valore veneto su ambito nazionale dovremmo dare un peso diverso in quanto soprattutto turistiche stagionali. Certo. Quindi siamo molto importanti e molto pesanti, tanto che viene chiamata industria, ma ovviamente un'industria green, quella del turismo, non un'industria pesante che va a creare delle ricadute negative all'interno del territorio. Quindi siamo molto importanti. E per quanto riguarda anche la zona di Rovigo, come si può valorizzare questo territorio secondo lei? Perché spesso è anche meno conosciuto rispetto a Venezia, no? Certo, è meno conosciuto perché Venezia traina ovviamente in quanto nome tutta la regione Veneto. Rovigo è un'area naturalistica bellissima, sulla foce del delta del Po facciamo anche diverse uscite
legate al cicloturismo, come dicevo prima, quindi attraverso l'e-bike andiamo a scoprire tutti gli angoli nascosti, ma sono ricchi sia di vegetazione che di flora e di fauna, ma soprattutto di questioni di accoglienza legate al mondo dell'enogastronomia. E quindi è una scommessa che, come dicevo prima, dobbiamo vincere tutti insieme, coinvolgendole proprio grazie a Confesercenti, dal Polesine fino su al Tagliamento. Ok, perfetto. Dopo comunque alla seconda tranche le chiederò quali strategie state mettendo in campo, soprattutto per attrarre nuovi visitatori anche. Perfetto. Passiamo dopo, comunque le chiederò altre domande. Passiamo la parola a Cristian Serelli di SDR Soluzioni Assicurative, quindi oggi parliamo di assicurazione. Quindi prendete già carta e penna, che questo è interessante ovviamente sempre per tutti, no? Allora, signor Cristian, mi parli un po' com'è nata la sua realtà e da dove parte questa esperienza, no, che ha iniziato? Allora, sbarchiamo il tu. Va bene, Grazie. perfetto. Allora, io ho incominciato a fare l'assicuratore finito gli studi, quindi sono più o meno qualcosa in più di 30 anni che faccio questo mestiere qua. Assicuratore a tutto tondo, poi negli anni mi sono specializzato nel welfare, prima retail e dopo aziendale. Ho incominciato a farlo quando di welfare non si sentiva parlare se non di welfare pubblico. Fortunatamente sono all'interno di una struttura, la Reale Mutua, che ha visto lungo, ha ragionato a lungo termine, ha incominciato proprio un piano di formazione scegliendo determinate figure nel territorio italiano e ha incominciato a formarci in questo campo specifico. Okay. È un settore estremamente delicato, complicato, le leggi cambiano di continuo, però è estremamente stimolante. E com'è cambiato, secondo lei, negli ultimi anni il rapporto delle persone con le assicurazioni? Allora, se parliamo di privati, forse non è cambiato. Purtroppo in Italia non c'è una cultura assicurativa e non viene fatta cultura assicurativa. Basta vedere le pubblicità in cui ti dicono che se spendi meno sei più bravo. Sì, sì. In realtà l'assicuratore è il miglior partner sia per la persona fisica e ancora di più per le aziende, perché è colui che arriva nel momento in cui ti trovi in difficoltà. La difficoltà non è mi si è rotta la televisione, mi si è rotto il tubo dell'acqua, ma la difficoltà è non posso più andare a lavoro o devo tenere l'azienda chiusa. È lì che serve l'assicuratore. Invece per le aziende, fortunatamente, vuoi per le nuove normative, vuoi che il welfare adesso sta incidendo in maniera particolare all'interno delle varie attività economiche, poi con tutti gli aspetti delle detrazioni fiscali, vantaggi, eccetera, eccetera, diciamo che per le aziende è qualcosa che si riesce a trattare in maniera un po' più fluida. Perché io so che dietro ogni assicurazione c'è una scelta di fiducia, no? E Sì. quindi, secondo lei, come nasce la vostra realtà e qual è la vostra missione di oggi, ad oggi? Il primo compito dell'assicuratore è ascoltare. Ok. Ascoltare il proprio cliente, L'esigenza, no? capire anche le esigenze che non conosce. Perché molte volte, come anche in altri campi, uno ha delle esigenze che però non sa esternare. E saper proporre cose anche abbastanza critiche e soprattutto saper dire di no. Se no, il fatto l'assicurazione è un po' un cappotto, una giacca, una camicia costruito su misura. Sì. Se no diventi un piazzista, questo ti vendo, il problema è che ti rendi conto cosa hai comprato nel momento in cui ti trovi in difficoltà. Se è un prodotto costruito sulla persona, indubbiamente potrà risolvere i problemi contingenti. Se invece è un prodotto venduto a pacchetto, avrà effetti collaterali spiacevoli. Esatto. Va bene, Cristian, grazie mille. Dopo Grazie comunque parleremo di cosa distingue la sua agenzia dalle altre realtà del settore. Dopo comunque ne approfondiremo ancora di più. Passiamo la parola a Dennis Biondo, chef, pensate, si vede già, come potete vedere, la medaglia d'argento, e campione della cucina italiana, che ha portato appunto il suo talento fino a Rimini, distinguendosi a livello nazionale. Buonasera anche a lei, signor Dennis. Grazie.
Allora mi spieghi un attimo, chef, com'è stata questa emozione, anche perché arrivare fino a Rimini e salire per quel palco, che emozione ha provato in quel momento? Beh, l'emozione, come si dice, è indescrivibile. Solo provandola si capisce l'emozione di sentirsi chiamare in un palco così prestigioso, appunto i campionati italiani di cucina, e solamente dopo essersi sentiti chiamare essere premiato con una medaglia d'argento. E questa medaglia è frutto sì di mesi mirati, allenamenti mirati, di duro lavoro, ma soprattutto è il frutto di anni di cucina, anni di lavoro. Per poter competere in un campionato nazionale di cucina viene da sé che non bastano quei mesi di preparazione, ma ci deve essere un back alle spalle di anni e anni di esperienza. Insomma, ecco, personalmente abito le cucine da quest'anno, sono 33 anni. Wow. Quindi sono alla mia terza edizione di campionati. Sì. La mia prima edizione è stata comunque un bel esordire, perché comunque ho portato a casa un bronzo. Sì. Lo scorso anno ho fatto un quarto posto e quest'anno finalmente è arrivato il traguardo dell'argento. Insomma, ecco, come dice un mio maestro, l'importante comunque è rientrare nella top 10, nei primi 10 in tutta Italia. Già essere nei primi 10 in Italia per me è già tantissimo, e in fase embrionale, cioè durante gli allenamenti, mentre studi il piatto, mentre pensi al piatto, pensi a rientrare nei primi 10. Viene da sé che se porti l'argento a casa, tanto meglio. Sì. Tanto meglio. E com'è nata invece questa passione per la cucina? Beh, allora, io non risponderò come rispondono molti. Non ho la nonna che mi ha insegnato, non ho i profumi della nonna sotto il naso ancora dopo 40 anni, no. Per me è nata così. 16 anni, già frequentavo la scuola alberghiera, però non avevo mai lavorato. Al che, pur di entrare in una cucina, pur di non sentirmi ulteriormente rispondere mai esperienza, e la risposta era chiaramente no, ho detto devo cambiare strategia, devo dire mi va bene fare qualsiasi cosa pur di entrare in una cucina. Cambiato il modo di pormi verso i datori eventuali datori di lavoro, imprenditori, chiamiamoli come vogliamo, ho detto a me basta entrare in cucina. All'epoca avevo 16 anni, un albergatore mi ha detto bene, io ti assumo come persona di fatica. Era un chef patron, cioè era il proprietario dell'azienda ed era anche chef del ristorante, e anche io ho detto ok, ci sto, io faccio persona di fatica all'interno di cucina, quindi all'interno della cucina persona di fatica cos'è? Lavapiatti, lavapentole, pulizia cucina, e nei frammenti di tempo che mi ritagliavo volutamente lui mi insegnava qualcosina, i primi passi in cucina al di là della scuola alberghiera. Lì ho capito che nonostante dovessi lavare piatti e pentole, quei momenti passati a fare qualcosa di cucina mi piaceva tantissimo, mi appassionava. In definitiva sono tornato l'anno dopo con qualifica diversa, nonché di aiuto cucina, e mi sono dedicato alle preparazioni affiancando lo chef. 33 anni dopo sono ancora in cucina, insomma. Ecco. Anche perché io penso, anzi ne sono veramente certa, che quando hai questa passione per la cucina, anche io ho una passione immensa per la cucina, mi piace da morire a cucinare, che non è semplice, soprattutto per chi lavora in cucina, no? Pranzo, cena, devi sempre avere la testa lì, è uno stress comunque continuo e anche stancante, quindi non è un lavoro abbastanza semplice, assolutamente. Quindi vedere che dall'altra parte lei è riuscita appunto a vincere la medaglia d'argento è veramente gratificante, perché ha fatto tanto sforzo e ha fatto vedere appunto chi è Denis Biondo, ed è una bellissima emozione questo per lei. Colgo la palla al balzo, confermo tutto quel che lei ha detto, non è solo fatica fisica, è una fatica mentale, una fatica fisica, ok, ma è anche una questione di saper gestire lo stress. A volte ragazzini ancora in giovane età, gli stagisti, ecco, per esempio, che mi chiedono chef, questo mestiere secondo lei? La mia risposta prima è questa.
ok la passione, ok il piacere di fare questo mestiere, ok perché hai qualche magari modello di fronte a te, allora sfattiamo il mito delle star. Prima di essere una star, prima di essere lo chef stellato, prima di apparire sempre, bisogna sapere, dico io in maniera molto terra, imparare a curare quel pesce. Bisogna imparare a conoscere la materia prima, bisogna imparare a distinguere, scegliere il prodotto, andare al mercato, andare dal fornitore al mattino presto. Il profumo della il profumo che giusta, ha al mattino, bravissima. Abbiamo qui degli asparagi, il profumo degli asparagi che ha al mattino al mercato. Quindi è una fatica non fisica, non solo mentale, ma di stress. Lo stress in cucina è tanto, purtroppo è un termine brutto da dire, stress, perché a chi piace. Lo stress in cucina c'è, aggiungo anche si intensifica per ben 2 volte al giorno, che sono il servizio del pranzo e il servizio della cena, saper gestire lo stress delle comande, un afflusso di clientela commensali che se lavori alla carta in ristorazione posso essere 100 oggi, 10 domani, ma magari ieri erano stati 20, quindi di saper andare d'accordo con più dinamiche, colleghi della sala, colleghi della cucina e quant'altro, quindi sì, l'impegno è notevole, però ad ora, dopo 33 anni di cucina, ne sono ancora follemente innamorato di questo lavoro. Certamente, grazie. Bene, passiamo appunto la parola a Gianfranco Moro. Per chi non ha visto puntate precedenti, oltre a essere chef, Gianfranco è anche insegnante dei ragazzi appunto a Brandolini a Oderzo, che l'ultima volta mi hanno dedicato un club sandwich proprio a tema il salotto di Pamela, che mi è piaciuto da morire. Questa sorpresa mi ha fatto veramente felice, contenta, e questa volta vediamo cosa ha da raccontarci, perché sai che Gianfranco ogni volta che viene nel mio salotto ha sempre qualche sorpresa, sempre qualche iniziativa nuova. Prego Gianfranco. Ciao Pamela, grazie di avermi invitato anche questa Figurati, volta. grazie a te. Allora, solo un secondo, Vai, io mi sono rivisto su tutto quello che ha detto Dennis, quindi grande passione, grandi sforzi, me li hai fatti rivivere in 2 minuti tutta la mia storia della cucina. Oggi cosa abbiamo fatto? Oggi abbiamo portato un club sandwich nuovo, con gli asparagi, perché adesso è il periodo degli asparagi, c'è una festa molto importante a Cavallino che è la Sparasea, okay. Mi piace. e dove propongono tutta una serie di piatti con gli asparagi. Noi abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo fatto il club sandwich con gli asparagi. Quindi dopo vedremo qualcosa di... E dovete sapere anche che Gianfranco ci ha portato anche un vincitore, Edoardo Costantini, che appunto è stato premiato nel 2025 per il miglior club sandwich a Cavallino Tre Porti. Quindi avremo l'onore che è dentro questo salotto di mangiare il miglior club sandwich di Edoardo. Complimenti Edoardo. Abbiamo anche Sileno Zottino, che non può mai mancare, che veramente è sempre un piacere averti qui nel mio salotto di cuore. Ormai siete di famiglia. Un appuntamento. Esatto, perché io ho sempre detto che i vostri club sandwich sono i migliori. Oggi avrò l'onore appunto di assaggiare quello di Edoardo. E quindi non solo scuola Brandolini, molto probabilmente apriremo anche una parte all'Epido Rocco di Caorle. Wow. Non solo scuola ma contest, quindi i ragazzi che partecipano poi al contest li troviamo a preparare dei club sandwich straordinari nel tuo salotto, e questa è una cosa interessantissima. Ma non vedo l'ora. Quindi Cavallino 2026, Caorle, primo appuntamento, Cavallino 2025. Ok. 2026, siamo a Caorle quest'anno. Sì, ok. Faremo la presentazione del progetto l'8 giugno e il 9 giugno ci sarà il contest per cercare di trovare il miglior club sandwich di Caorle. Abbiamo già parecchie richieste che vogliono partecipare. Sembra che il nostro
il nostro format, il nostro contest dopo 7 anni ha preso un bel taglio. Quindi ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi imprenditori che investono in questa manifestazione. Carol ci sta aspettando, ci siamo appoggiati a Confcommercio, che ci sta dando una grandissima mano per selezionare i partecipanti. È aperta a chioschi, ristoranti, hotel, terrazze, non solo di Caorle, ma di tutto quello che è attorno a Caorle. Quindi Duna Verde, Porto Santa Margherita. Avremo i giudici che quest'anno devono correre un po'. Bene. Noi abbiamo in associazione 84 giudici, li divideremo a squadre da 5 e poi li andremo li manderemo ad assaggiare. Fantastico. Il miglior club sandwich. Sarà una bellissima festa. Sì, suppongo di sì, perché Caorle dalle prime notizie si stanno preparando intensamente a questo contest. Dopo comunque ci facciamo anche un po' di pubblicità, che così lo facciamo Grazie vedere anche mille. per i spettatori. Grazie Ma mille. mi spieghi un attimo, prima di mandare in pubblicità, visto che abbiamo un minutino, mi spieghi un attimo di questo premio? Cioè, quanto è orgoglioso Edoardo di aver vinto questo premio? Ma io penso che come funziona? Noi andiamo ad assaggiare i club, poi c'è una valutazione dei punteggi e esce il nome. Quindi Edoardo non sa nulla. Non sanno nulla finché non arriviamo nel locale. Quindi siamo arrivati al Marina di Venezia e con una trentina di giudici in fila siamo arrivati nel locale dove lui stava lavorando ed era ignaro di qualsiasi cosa. È rimasto, vorrei dire, paralizzato, quasi. Caro. Si sentiva il cuore 1,5 metri prima di lui. E gli abbiamo consegnato questo premio che al momento non credevi possibile. Sì. Anche perché a Cavallino si sono impegnati in modo particolare, perché poi c'è un po' anche di rivalità tra Cavallino e Jesolo, volevano fare questa cosa qua. Quindi noi siamo arrivati al Marina di Venezia e subito dopo è arrivato tutto lo staff del Marina di Venezia, lo staff dirigenziale del Marina, a fargli i complimenti e penso da quanti minuti dopo hai cominciato a fare club sandwich. Non vedo l'ora di sapere. Grazie all'informazione dei telefonini, del web, immediatamente dico avrai clienti che vogliono assaggiare il tuo club sandwich che ha vinto in quel momento là. Dopo, bravo, infatti mi ha già colto la domanda dalla bocca che gli stavo dicendo adesso. Che al Marina Venezia ci sono 14.000 presenze giornaliere, quindi si è trovato qualcosina. Dopo mi spiegherà come ha fatto a vincere il club sandwich, perché non è facile anche. No. A volte c'è il detto anche l'allievo supera il maestro, chissà. Assolutamente, guarda, scherzo, dopo mi odia. E questo quello che hai detto è verissimo, perché tanto che oggi lui è dall'altra parte. Cioè io farò l'ospite. Esatto. Che sta bene su questa poltrona qui. Esatto, e vedremo lui a preparare questo gran club sandwich. Bravo. Va bene, grazie agli ospiti di questa prima tranche. Noi ci fermiamo per qualche secondo, rimanete ancora lì. A tra poco.